Oggi si celebrano i santi Gioacchino e Anna, genitori della Vergine Maria. Il nome Gioacchino ha origine ebraica e significa Dio rende forti. Anche il nome Anna ha origine ebraica e significa grazia. Il 26 luglio di ogni anno in tutto il mondo viene festeggiata la Giornata Mondiale degli Zii e delle Zie. Una ricorrenza con radici negli Stati Uniti e che si è poi diffusa in diversi paesi, tra cui naturalmente anche l'Italia. Possono essere dei confidenti, degli amici e dei veri e propri punti di riferimento per i propri nipoti, a cui forniscono consigli e suggerimenti preziosi per affrontare diverse sfide della vita. Il 26 luglio del 1973 esce nelle sale il film I tre dell'Operazione Drago del regista Robert Close, prima pellicola sulle arti marziali cinesi prodotta da una grande casa di Hollywood, la Warner Bros. Fa entrare nel mito Bruce Lee, morto 6 giorni prima in circostanze misteriose. Ma a proposito di arti marziali, dovete sapere che queste discipline risalgono a circa 5.000 anni fa. Sono state praticate per la prima volta in Mesopotamia fino ad arrivare in Medio Oriente e successivamente in India. Secondo la tradizione, 1500 anni fa, nel monastero di Shaolin Si, un monaco buddista indiano ha dato i primi insegnamenti ai religiosi in modo da poter permettere loro di difendersi dagli attacchi dei banditi. Buon weekend ai 12, questo weekend inizia all'insegna della socialità con una luna congiunta a Mercurio che obbliga un po' tutti i segni zodiacali, in particolare quelli di fuoco, a socializzare e a conoscere gente nuova. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete, per voi come per tutti gli altri segni di fuoco è un po' un tripudio, soprattutto per i single, proprio perché potete conoscere gente nuova e realtà nuova, ma non solo. Il weekend potrebbe essere utilizzato anche per delle interlocuzioni che parlano comunque di affari possibili da sviluppare in futuro. Toro, per voi la giornata oggi si apre con una luna e un mercurio ancora di quadratura. Non è ancora un buon momento per i dialoghi, ma confidate comunque nella paciosa disposizione del cielo che per adesso vi lascia abbastanza liberi e sereni. Gemelli, Urano sta cominciando a darvi stimoli in continuazione, ma oggi è soprattutto il vostro pianeta il protagonista, proprio perché congiungendosi alla luna vi fa essere molto empatici, emotivi, ma carichi comunque di quella piacevole simpatia che piace a tutti, per cui oggi socializzazioni nuove. Venere è sempre in agguato, anche se quel Marte la disturba un po' nei vostri gradi. Cancro, la giornata di oggi vede la vostra luna un po' chiacchierina, congiunta a Mercurio, per cui con voglia di parlare, socializzare e forse di dirne qualcuna di troppo. Non siate precipitosi, aspettate un po' prima di parlare, soprattutto ascoltate il partner. Leone, la giornata oggi vede la luna nei vostri gradi muoversi un po' più furbamente, con un Mercurio complice che l'aiuta a dirigersi verso direzioni nuove, a essere un po' più furba, a sviluppare delle nuove idee, anche a captare i non detti tra voi e il partner. Vergine, questa giornata vede ancora il fastidio della quadratura con la bella Venere, ma Mercurio, il vostro pianeta, si avvale della dolcezza della luna, per cui oggi potrete ovviare alle spigolature con un pochino di dolcezza e l'essere un po' più protettivi nei confronti di chi amate. Bilancia, la giornata di oggi vede Mercurio e la luna essere a vostra disposizione, tanti amici intorno e soprattutto un'occasione per stare in compagnia. Oggi potreste sfruttare la giornata per l'organizzazione di un bel weekend con tutta la vostra compagnia di amici e di affetti. Scorpione, Luna e Mercurio oggi vi sconsigliano assolutamente di affrontare delle discussioni per voi poco piacevoli o poco vantaggiose, stia in amore che al lavoro. State in campana.
Sagittario, giornata oggi che vede questa congiunzione Luna-Mercurio ridarvi comunque una voglia di parlare, una voglia di dialogare che avevate un po' perso, soprattutto in amore con la Venere in opposizione, ma sta per passare e questo passaggio vi incoraggia non poco, Capricorno. E beh, tutti i movimenti planetari vertono un po' sul Saturno, il vostro pianeta, che seppure in quadratura riceve degli aspetti ottimi, positivi per voi, aspetti che possono, in maniera complicata e macchinosa, ma farvi addivenire sicuramente a tutta una serie di successi che volevate raggiungere. Acquario, e beh, oggi ci si mettono la Luna e Mercurio a essere proprio fastidiosi, a rendervi intolleranti nei confronti dei dialoghi a sproposito, per cui oggi non siate troppo severi nel giudicare la comunicazione intorno a voi, prendetela solo come una manifestazione di interesse e di affetto, siate democratici. Pesci, distanze in gradi un po' troppo larghe perché questi pianeti o questa disposizione planetaria possa parlarvi in maniera efficace, state comunque ad ascoltare tutta una serie di persone circostanti perché vi arriveranno delle informazioni che vi chiariranno gli atteggiamenti di alcune persone intorno a voi. Partito con 1134 passeggeri 9 giorni prima dal porto di Genova e diretto a New York, il 26 luglio del 1956 il transatlantico Andrea Doria si trova ad affrontare un fitto banco di nebbia. A poca distanza e in direzione opposta viaggia il rompighiaccio svedese Stockholm. Nonostante l'avvistamento sul radar e le comunicazioni tra i due equipaggi, alle 23:20 avvenne un impatto tremendo che provocò uno squarcio sulla fiancata dell'Andrea Doria. L'SOS viene raccolto da un transatlantico francese che porta in salvo quasi tutte le persone a bordo e l'equipaggio, poco prima che la nave italiana affondi completamente. 46 le vittime accertate tra i passeggeri, più 5 uomini della Stockholm. Sono i numeri di uno dei più gravi disastri marittimi della storia. È tempo di decidere dove andare in vacanza. Alcuni come me preferiscono rilassarsi sulla spiaggia, godendosi il mare e il sole, mentre altri hanno voglia di esplorare le città. Dopo una lunga discussione, finalmente siamo tutti d'accordo sulla meta da scegliere. Ecco un proverbio inglese che ci viene in aiuto. To be on the same page, che in italiano potremmo tradurre con essere sulla stessa lunghezza d'onda. Questo significa che condividiamo lo stesso punto di vista su una questione. Non resta che preparare le valigie. La vita di Lucia Hannah Joyce è avvolta da misteri e zone d'ombra, in parte a causa della distruzione dei documenti che la riguardano da parte del nipote Stephen. Si conosce il suo stretto legame con il famoso padre James Joyce e la sua brillante intelligenza che avrebbe influenzato l'opera di Finnegan's Wake. Tuttavia i rapporti con la madre sono stati conflittuali. Lucia si è distinta nel campo della danza, ottenendo un notevole successo internazionale, ma presto i suoi problemi mentali si sono aggravati, portando a ricoveri ospedalieri e a una serie di terapie senza una diagnosi definitiva. Non hanno aiutato le delusioni amorose, tra queste il rifiuto di Samuel Beckett e l'abbandono della sua famiglia. Lucia ha vissuto anni di solitudine e oblio in un manicomio, fino alla sua morte nel 1982. La sua vita è stata segnata dall'influenza e dal genio del padre, ma anche dalla sofferenza e dalla tragica fine. Ci salutiamo con la frase del giorno. A volte sono proprio le persone matte che risultano non essere così pazze. Vi auguro una giornata piena di buon umore e sani momenti di follia. Noi ci rivediamo domani, sempre qui. Buona giornata dalla vostra Martina.